Eccoci, siete pronti per un'altra puntata della nostra storia? Fare un salto indietro nel passato guardando le immagini del nostro ieri per capire dove siamo oggi, ma soprattutto per progettare il domani? Allora, con noi ci sarà un sindaco, un territorio, una persona che sin da tenera età ha sempre pensato di, come dire, dare del proprio tempo, non il tempo libero, ma proprio il suo tempo alle comunità. Sentiremo la sua testimonianza. Seconda parte invece parleremo di cultura con il direttore storico dei musei civici trevigiani. Però cominciamo, diciamo appunto, con le prime immagini, ma soprattutto la prima avventura personale, quella appunto di un giovane che sognava di diventare sindaco del paese. Subito dopo la sigla. Capire anche agli altri le profonde motivazioni ideologiche che sono state e continuano ad esserlo alla base del partito. Con questo spirito le sezioni del movimento giovanile di San Vendemiano e Codogné hanno organizzato quest'oggi all'Hotel Prealpi di San Vendemiano un incontro sul tema La democrazia cristiana, un partito popolare, democratico, nazionale di ispirazione cristiana. Oltre a ciò, il movimento giovanile ritiene, con questi incontri, di svolgere uno dei compiti fondamentali: formare ed informare, essere un gruppo di incontro e di stimolo e, nell'immediato futuro, poter invitare gli esponenti politici democristiani di maggior spicco della provincia di Treviso. Oggi è toccato all'onorevole Dino De Poli, presidente della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, rompere il ghiaccio su un tema, quello già enunciato, molto interessante e stimolante. Molti danno per scontato, ha detto De Poli, il significato di democrazia cristiana, ma non è così. La DC non è un partito banale. Difficile sì lo è, ha aggiunto De Poli, perché è portavoce di numerose istanze, di numerosi progetti, di numerose idee. Ma la democrazia cristiana, ha ricordato il presidente trevigiano, oltre alle definizioni specifiche del tema, va anche considerato partito pluralista e solidarista. De Poli, nel suo lungo discorso, ha anche menzionato un importante compito, quello della formazione politica e del reclutamento. Una volta questo compito, egli ha detto, era affidato a numerosi movimenti, come ad esempio le ACLI. Oggi la ricerca di nuovi giovani dediti alla politica è rivolta a ciò che possono offrire le varie sezioni comunali. Un iter meno sicuro, per cui è sempre più difficile reclutare giovani preparati. Fra i presenti vanno sottolineati due responsabili e organizzatori dell'iniziativa, Fabio Soneghet ed Evaristo Cettolin. A questo incontro ne seguiranno altri, il 21 febbraio con Tina Anselmi e Lino Armellin, in marzo con Pavan e Malvestio, ed infine ad aprile con il presidente della Regione Veneto, Carlo Bernini. Fiorenzo Fantinel, sindaco di Santa Lucia di Piave, al tempo giovane democristiano. Benvenuto. Grazie, allora, grazie a voi. Cosa si prova a rivedersi dopo 40 anni? Devo dire una certa emozione perché non ricordavo queste immagini, francamente, si seguivano con una certa frequenza gli incontri della democrazia cristiana dei giovani. C'era un grande fermento in quegli anni e noi eravamo poco più che ragazzini e devo dire che rivedere queste immagini con tanti amici in platea mi ha dato una certa commozione, insomma. Quindi. Allora, con il nostro Alessandro Granziere in regia e Mattia Pizzaia, magari rivediamole insieme le immagini senza l'audio, così magari rivedendolo una seconda volta riconoscerà qualche volto del passato. Ma come si arriva a fare politica, come si arrivava a fare politica in quegli anni da giovani? Ma la mia, devo dire, è stata anche una scena piuttosto divertente. Un paio di miei amici venne a casa mia parlando con mio padre, come quando un giovane chiedeva in qualche modo la mano della figlia per andare a convolare a giuste nozze, e ricordo che vennero da mio padre dicendo se c'era la disponibilità che io mi potessi iscrivere al partito della democrazia cristiana. Ovviamente la DC era un riferimento, come lo erano altri partiti in quell'epoca, non solo a livello partitico, era un'istituzione vera e propria in qualche modo, perché, voglio ricordare, per noi giovani in quel momento è stato un passaggio di grande formazione, no? Quando si parla di scuola di partiti. È proprio vero, io l'ho provata sulla mia pelle
anche sbagliando, perché poi ci confrontavamo con questi responsabili di partito, penso guardando le immagini all'onorevole De Poli, che è stato un personaggio... Ecco, era importante quindi avere queste giornate, queste mattinate di riflessione, di insegnamento, cioè cosa vi raccontavano questi vecchi della DC? Assolutamente sì, perché erano un punto di riferimento vero e proprio, ma di pragmatismo sano e genuino, nel senso che tu vedevi persone che magari ricoprivano anche ruoli di governo, penso anche a Tina Anselmi per quello che ha portato nel nostro territorio, che ho avuto il piacere di conoscere presso la nostra segreteria a Santa Lucia, dove le esperienze di governo proprio centrale ti portavano poi con ricaduta positivo anche alle dinamiche che potevano accadere in comunità molto più piccole come Santa Lucia di Piave. Quindi era una sorta di... Eccolo là. Era una sorta di enciclopedia che si apriva grazie a queste competenze che erano ovviamente di un certo livello e molto significative. Ecco, devo dire che qui siamo nel 1987, se non sbaglio, il nostro inserto, e nell'87, esatto, siamo nell'87 lei assume la carica di vice sindaco e assessore con delega ai servizi sociali e allo sport. Sì, nel frattempo però vengo anche candidato alla Camera dei Deputati per la Democrazia Cristiana e fu un'esperienza ovviamente da giovane, avevo davanti a me... 26 anni aveva lì? Sì. 26 anni? Sì. Vice sindaco a Santa Lucia di Piave a 26 anni. Avevo davanti a me ovviamente persone di un certo profilo, parlo di chi era candidato con me in lista. In quegli anni dovevi prendere diverse decine di migliaia di preferenze per Come si faceva a 26 anni? Cioè uno a 26 anni è giovanissimo, non lo conosce nessuno. Devo dire che in quel momento, ovviamente come tutte le liste che nascono, il partito aveva chiesto di trovare un profilo di un giovane in provincia e fui indicato come persona che poteva in quel caso candidarmi. Fu comunque un'esperienza straordinaria, al di là ovviamente delle preferenze riscontrate, perché lì durante la campagna elettorale sapevi e sentivi di rappresentare in qualche modo un grande partito, con una grande storia, con grandi principi e con personalità che, ripeto, si susseguivano nelle varie riunioni, nei vari assemblee con i cittadini, girovagando quindi per la provincia, e fu un'esperienza che non poteva che formarti positivamente da questo punto di vista. Allora adesso invece andiamo a vedere un congresso della DC dell'86 dove c'è una persona che lei conosce molto bene, una Gianna Galzignato, penso diciottenne, perché e qui siamo al Teatro Comunale di Treviso e questo è un congresso regionale della Democrazia Cristiana, quindi è aperto anche ai giovani, qui ci sono volti che magari lei poi riconoscerà eccetera. L'importanza, ecco, noi abbiamo dato questo titolo, la politica che appassiona e appassionava i giovani. Cos'è che appassionava? Cioè, voglio dire, invece di andare a giocare al calcio, perché chiudersi dentro un teatro comunale a sentire le relazioni di queste persone, vecchi del tempo, insomma, Ferrari Agradi, Carlo Bernini, Lino Innocenti, Martò, Dino De Poli. Questa è stata una grande stagione, anche a livello locale, dobbiamo dirlo, senza nulla togliere. Cioè, ecco Pavan, vedo nelle immagini il senatore Pavan, che ancora oggi ci siamo visti a Santa Lucia, perché a Santa Lucia c'è una quota parte del centro studi dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana, vedo Ferrari Agradi, cioè personalità di grande spicco, ma al di là della personalità... Cioè, ma chi ve lo faceva fare? Sì, no, ecco, è chiaro che c'era ovviamente la possibilità di andare anche a giocare, certo non con i servizi che oggi ci sono nelle nostre comunità, però evidentemente è qualcosa che senti dentro, no? Una sorta di passaggio importante quasi a celebrare la tua maturità, cercando di studiare e di impegnarti a livello politico, perché sai che questo impegno si può tradurre in risposte alla tua comunità. Era un modo cerchiamo di capire bene, cioè voi invece di andare a giocare al calcio, invece di andare a divertirvi, invece di andare amoroso, voi andavate a studiare con queste persone, a capire la politica e quindi come gestire un territorio. Tina Anselmi, voglio dire, basta solo vedere questo.
per poi, come dire, devolvere il vostro tempo a favore della comunità. Io ero molto affascinato dalla preparazione di queste persone, li studiavo quasi, no? Cercavo di copiare loro, capire così tante competenze di una persona che li portava all'interno di un partito, ma che esprimevano poi i vari bisogni del paese, prima a livello nazionale e poi financo a quello locale. Quindi era una forma di scuola molto, molto forte, perché non c'è una risposta precisa al fatto che una persona decida di stare, non so, tutto il giorno al bar piuttosto che impegnarsi in altri luoghi. Certo, questo era un momento importante per la vita, perché rappresentava una modalità di crescita per assumere competenze e per poi dedicarsi ai propri territori. Quindi è evidente che la Democrazia Cristiana aveva anche un grande richiamo, no? E la sede del partito era una sede istituzionalizzata in tutti i sensi, per cui parteciparvici era come essere parte di un grande percorso, quasi ti sentivi privilegiato per dire io faccio parte di un gruppo, ascolto ovviamente le persone che hanno più esperienza di me, faccio in questo caso tesoro e poi le traduco in un'esperienza personale che ovviamente allora si auspicava potesse essere anche di un ruolo amministrativo. La domanda successiva è quanto la Chiesa agevolava questi giovani ad inserirsi nella politica, cioè la dottrina sociale della Chiesa, che adesso invece mi pare di capire praticamente non c'è. Ma allora, se guardiamo questo aspetto, io per esempio sono una di quelle persone che nasce anche in parrocchia, no? Nell'impegno parrocchiale, quindi in un aspetto di puro volontariato per cercare di portare anche lì un mio contributo. Però voglio ricordare che nella dottrina della Chiesa, se non ricordo male, fu Papa Leone XIII, che fu il primo nel 1891 con quella sua l'enciclica che ha dato il via a cose nuove, no? Era la traduzione. Pensate quanta qualità e come era stato antesignano questo Papa nel descrivere le cose nuove, perché noi abbiamo una paura, la si chiama paura del nuovo, no? La cainofobia in qualche modo, che determina che tutto ciò che è qualcosa di diverso dal solito possa determinare una paura in tutti noi. Potremmo star qui a parlare di tante cose rispetto al nuovo, abbiamo visto anche in tempi recentissimi di quante speculazioni e strumentalizzazioni. E in realtà se guardiamo la prima enciclica e se guardiamo l'ultima, Fratelli Tutti del Papa Francesco, noi possiamo verificare quella era Fratelli Tutti, la prima è Cose Nuove, provate a pensare alla qualità del disegno, Cose Nuove nel 1891, noi abbiamo avuto in questo caso delle personalità, stiamo parlando nel mondo, nel campo della religione, che addirittura ci avevano visto lontano ma parecchio, molto tempo prima, e questo è un grande dono per le nostre comunità. Certo, poi bisogna coerentemente anche tradurlo in pratica, no? Questi disegni. Soprattutto attualizzarlo, perché qui ha funzionato, lo vedremo anche dopo, anzi lo vediamo subito, visto che parliamo della Chiesa. Andiamo a Caprile, nel 1988, a Caprile c'erano gli incontri organizzati dalla Democrazia Cristiana per fare il punto della situazione, e a fare il punto della situazione addirittura c'era un sacerdote che raccontava in maggiorenti alcune cose. Sentiamo alcuni spezzoni e poi li commentiamo. Mi piacciono due espressioni del professor Bernini quando parlava di un'attenzione ai valori, parlando della linea della DC, questa attenzione all'aspetto popolare della DC, e che i cristiani devono cercare di prendere in mano e di non delegare a nessuno. Allora, specialmente il Papa attuale, voi sapete, a Loreto ha avuto una espressione, il ruolo pubblico del cristianesimo. Sono espressioni forti che nella sua mentalità, nella sua provenienza hanno un valore da dire la fede cristiana dice così e così e così. Altro è dire oggi il mondo cattolico è in blocco allineato secondo questo. Voi sapete che anche il mondo cattolico oggi è perlomeno variegato, quando non è anche frantumato. Ad ogni modo possiamo dire così, no? Che la presenza cristiana nel mondo è doverosa,
eri un cristiano. Beh, devo dire che io ho fatto un sunto perché la cosa era lunghissima, però ad esempio l'impegno, il Papa di cui fa riferimento è Papa Wojtyła, che dice l'impegno della Chiesa deve essere comunque all'interno della società, non può mettersi di lato, i cattolici comunque sì. Un conto è dire, stare a sentire la predica, un conto è poi agire nel territorio, quindi avere anche un po' una propria coscienza. Abbiamo parlato prima di 2 encicliche, la Rerum Novarum del Papa nel 1891 di Leone XIII e poi l'ultimo nostro Papa con Fratelli Tutti. Ecco, spesso noi nella nostra civiltà, nel nostro vivere quotidiano, definiamo magari anche come eroi persone che fanno qualcosa di particolare. In realtà non è proprio così. Cioè noi siamo abituati a mitizzare questioni che sono invece anche nella normalità. Cioè, cosa voglio dire? Spesso siamo abituati a celebrare l'albero che cade e non guardiamo con attenzione la foresta che cresce. Ciò che una persona determina attraverso il suo impegno è quasi una normalità, direi. Cioè il senso di responsabilità che una persona ha nel dedicarsi agli altri, alla propria comunità, al servizio della propria comunità, non è un segno di eroismo particolare, è un segno invece di grande responsabilità. Poi sul grande vediamo, perché come dicevo prima bisogna essere coerenti poi con i principi. Nel caso di specie parlavamo della Democrazia Cristiana, quei principi lì non è che sono proprio, e non sono tuttora così semplici da mantenere fedelmente e coerentemente anche nell'approccio politico, perché spesso si privilegiava l'idea del partito. Ciò che torna conto al partito è più importante invece di poter pensare alla logica di un pensiero che andasse a gestire la collettività e i bisogni delle persone, no? E allora questa è stata un po', se volete, se vogliamo, la parte più critica di tutti i partiti a livello nazionale, no? Perché in nome di difendere qualcosa a cui io appartengo, e cioè il partito, siamo di parte, lo dice la stessa parola, posso tralasciare in realtà i veri bisogni che sono quelli che ci chiedono anche i cittadini. Quindi la difficoltà di un politico, di un amministratore, è potersi scindere da questo punto di vista. Io oggi posso essere bianco, rosso, verde, ma se davanti a me una persona che mi traduce un concetto e mi fa risolvere un problema e vado incontro alle esigenze dei cittadini ed è contrario a me, e sul fatto della contrarietà potremmo aprire davvero numerosi ragionamenti, è lì la capacità e la qualità dell'amministratore, saper scegliere a prescindere dall'etichetta. Ecco, mentre continuiamo a vedere le immagini di questa Democrazia Cristiana, la domanda è, dal suo osservatorio, tutto bene, ma i ragazzi di oggi hanno gli strumenti, hanno i meccanismi, hanno delle organizzazioni che gli possono permettere di fare quello che avete fatto voi quando eravate voi giovani? Allora, una volta si direbbe, no, tanto per fare spettacolo e un po' di scena, ma una volta eravamo più bravi. È una storiella che deve finire. Io non sono quello che dice una volta eravamo più bravi, eravamo più attenti. Sono tutte frottole che ci raccontiamo. Oggi i ragazzi hanno molte più possibilità, per esempio, perché sul tema della comunicazione, una volta dovevi scrivere a qualcuno perché ti rispondesse, o andavi in una cabina telefonica, non c'erano i cellulari ovviamente, per parlare. Oggi abbiamo mezzi di comunicazione molto più efficaci e molto più efficienti da questo punto di vista, e non possiamo non pensare che i giovani non siano all'altezza per poter comunicare. Certo, è una società che si è evoluta con una molteplicità di interessi, questo li può distrarre. Ma questi ragazzi io non li vedo impegnati in politica, non li vedo minimamente impegnati neanche nel principio di Maritain, cioè quello di poter dare del proprio tempo alla comunità per sentirsi una persona e non un individuo. Cioè io vedo questi giovani che forse gli manca proprio dei punti di riferimento che una volta la politica, la Chiesa e diciamo così le istituzioni davano. La domanda la faccio al politico attuale e all'amministratore attuale. È interessante e difficile. Forse dobbiamo anche ricordarci che una quota parte di responsabilità stanno anche in questi enti che abbiamo nominato. Quanto la Chiesa ha potuto trasformarsi in questi ultimi anni, per esempio, per riammodernare il suo assetto e anche il suo pensiero, sempre tenendo presente qual è il messaggio di Cristo nel caso della Chiesa. Ma ovviamente, se torniamo al processo di coerenza che è sempre determinante, qui come per i partiti
abbiamo visto un certo allontanamento, no? C'è meno attaccamento, meno fiducia, forse abbiamo perso questo aspetto qua, forse un mondo così più veloce brucia tutto in maniera molto più istantanea, quindi il tema dei valori, il concetto di famiglia, tutti questi aspetti sono un po' magari più liquidi, e questo ha fatto sì, forse, ripeto, io non ho una ricetta in questo senso, che ci fosse e si registrasse ancora oggi, per esempio, una grande disaffezione. A Santa Lucia, per esempio, nel mio caso, dovessi fare una piccola parentesi, io sono pieno di ragazzi, è stata ed è un'esperienza fantastica, perché stiamo cercando di governare il nostro paese, con le difficoltà del caso ci mancherebbe, ma c'è un fattore comune straordinario, che è la gioventù di queste persone, a volte anche neofiti, a volte per la prima volta nell'arena cosiddetta politica, ma non per questo con meno entusiasmo, anzi con tanta voglia di fare, e competenze che i ragazzi, ricordiamoci, hanno qualità di poter assumere in un tempo molto breve. Sì. E questa è la qualità e la caratteristica, per esempio, dei giovani, che possono imparare molto prima. Lo stereotipo secondo il quale il giovane, una volta, come si diceva, eravamo più bravi, sono ragionamenti nostalgici che non portano a nulla. Noi dobbiamo guardare a questa gioventù che ha la qualità di crescere in un sistema dove offre ovviamente molto di più che 40 anni fa. È chiaro che bisogna cercare magari gli adulti di poterli indirizzare, ma disconoscere la qualità di questi giovani, la loro velocità, penso per esempio a tutto il tema del digitale, vorrebbe dire far finta di niente. Ma bisogna guidarli, no? La realtà è che bisogna guidarli. Io penso che un buon equilibrio sia tra chi ha un po' di esperienza, l'esperienza non si compra un tanto al chilo al negozio, e chi invece oggi approda per la prima volta alla politica, comunque a ruoli di responsabilità, sapendo che questo entusiasmo, questa vivacità che è tipica dei giovani, messa assieme a chi ha un po' di esperienza, rappresenta una miscela esplosiva che fa solo che bene. Bene, adesso noi parleremo di questa miscela esplosiva, continuando il nostro ragionamento subito dopo la pubblicità. Severo, essenziale, privo di retorica. Così Francesco Fabbri, senatore e amministratore locale, nel ricordo del vicepresidente del Consiglio Arnaldo Forlani. Fabbri è scomparso da 10 anni e il comune di Pieve di Soligo ha inteso commemorarlo con una cerimonia che si è svolta nel centro sociale di Solighetto a lui intitolato. Forlani, che di Fabbri fu amico e collaboratore strettissimo, ha ricordato la vita di colui che è stato un maestro per molti amministratori di oggi. Ha parlato delle esperienze vissute da Fabbri, che amichevolmente, come fosse ancora in vita, ha chiamato Francesco, dalla guerra alla deportazione in un lager nazista. Lo stesso vicepresidente del Consiglio ha scoperto un bassorilievo opera dello scultore Tony Benetton, che raffigura le fasi principali della vita civile e politica di Fabbri. Arnaldo Forlani era accompagnato dal sottosegretario agli interni Angelo Pavan e dal prefetto Scivoletto. Lo abbiamo avvicinato ponendogli una domanda precisa sulla staffetta alla guida del governo a marzo. Ecco la sua risposta. Ecco, rispetto a certi bizantinismi della vita politica attuale, credo che il nostro amico avrebbe reagito con indicazioni chiare e coerenti, come sempre faceva in queste circostanze. Alla commemorazione è seguita una cerimonia religiosa nella chiesa parrocchiale di Solighetto. Il sindaco di Pieve di Soligo, Antonio Padoin, ha annunciato nell'occasione che sorgerà una fondazione intitolata a Francesco Fabbri. Perché siamo ripartiti a Francesco Fabbri? Perché siamo ripartiti dal servizio al territorio. Francesco Fabbri, per chi non lo sapesse, è quello che ha inventato il BIM Piave, che adesso è... Insomma, è una grande realtà. Oggi è molto difficile, questa è una domanda complessa, perché... insomma, Asco Piave, Asco Trade... No, perché... Sì, ma dico, Asco Piave, oggi abbiamo questa grande realtà che è nata dall'idea... È un'idea semplicemente strepitosa. Non so quanti politici, amministratori, uomini di governo possono annoverare nel proprio curriculum un'idea di questo livello. È un processo, qui si rischia ovviamente la retorica, perché lui ha saputo coniugare l'attenzione per il ruolo, fra l'altro con una eleganza assoluta. È stato... Pensare che sia stato sottosegretario
in 5 governi diversi dà l'idea dello spessore della persona, no? Come dire, lo stesso ruolo con persone diverse, con capi di Stato diverso, con capi di governo diverso, vuol dire che tutti riconoscono le qualità che hai, che sono assolutamente oggettive. Vorrei ricordare Fabbri anche in un momento difficile, quando per difendere quell'azienda, quei migliaia di lavoratori della Sanremo, lui dovette subire l'onta di un processo, poi diciamo, dopo la morte fu assolutamente assolto, quindi non ebbe neanche la gioia e la soddisfazione in vita di ricordare questo. Questo fu un capitolo molto brutto di un uomo, devo dire, integerrimo, di una qualità straordinaria, che ha saputo, dicevo, coniugare l'attenzione e la responsabilità enorme di quando uno è al governo del paese, quindi a Roma, ma nello stesso tempo senza dimenticarsi di ciò che lui era come espressione del territorio trevigiano, al punto che nelle dinamiche appunto della sua vita ha saputo poi diventare quello che oggi è un'azienda di riferimento internazionale, che ha portato una risorsa straordinaria per i cittadini. Pensiamo a ciò che ha fatto questa azienda, come ha sostenuto i nostri comuni. E nel filmato si vede, ho intravisto la figura del senatore Pavan. Adesso magari il nostro Alessandro fa rivedere il servizio, così è solo da rivedere, così lo possiamo commentare, perché abbiamo visto sì, diversi volti, perché c'è il senatore Pavan, Arnellin, ho visto. Esatto, ci sono molti altri volti. Ma io quello che volevo capire è, allora, l'esempio di Francesco Fabbri è uno, insomma, cioè, quando tu sei a Roma e al potere, ma che te lo fa fare di ricordarti anche del territorio? La qualità di questi uomini è che non staccano la spina, e quindi sanno di essere ovviamente all'interno di un circuito molto importante che ti può assolutamente distrarre, perché stiamo parlando del governo di un paese, che è cosa molto complicata. In più, se hai delle responsabilità e nello stesso tempo però non abbandoni, non tradisci quelle che è l'origine delle tue radici, quel solco tracciato da quei padri, e lui continua imperterrito nell'impegno, no, all'interno del proprio partito, ma non lo fa anche qui, voglio ricordarlo, ed è per quello che noi dovremmo sempre un po' cercare di studiare meglio la storia dei personaggi che hanno caratterizzato questi nostri territori. Lo fa con la qualità di chi è espressione di responsabilità e non di partigianeria, no? E questa l'importanza di Ripetiamolo bene questo concetto, perché credo che in questo momento storico siamo esattamente al contrario. Certo, noi siamo abituati a decidere che sulla base dell'etichetta ci spostiamo a seconda degli interessi. Questi uomini invece prescindevano da questi aspetti. Ecco la qualità straordinaria, assoluta di una mente libera, no? Io sono libero, ovviamente sono molto impegnato, ma l'impegno, la profusione di questo impegno va a determinare logiche comunque per la gente, non in base a un interesse di chi oggi io in qualche modo rappresento. Ecco la statura. Tant'è che, non so se posso ricollegarmi all'immagine di Pavan, del senatore Pavan, a cui va ovviamente tutta la nostra gratitudine, perché è un personaggio di grandissimo profilo, per chi ha avuto il piacere di conoscerlo, che in un libro che ho letto proprio recentemente, fra l'altro, sulla vita del senatore Fabbri, lui fa un esempio per descrivere questo personaggio di altissimo profilo, dicendo che aveva incontrato un giovane che si era compiaciuto del fatto di dire: ma insomma mio padre mi ha lasciato delle cose, ma io sono diventato un imprenditore più grande, cioè ho potuto diventare una persona che intraprende un'attività all'interno della nostra comunità. E la risposta di Pavan è stata quella di dire: guarda che grazie a tuo padre, cioè a colui che è venuto prima, tu per esempio hai potuto conseguire un titolo di studio, hai potuto andare a frequentare l'università, stabilire ovviamente una preparazione scolastica che poi ti approcciasse al mondo del lavoro, al punto che poi sei diventato quello che sei diventato. Ma se sei ciò che sei, dovresti guardarti un po' alle spalle, come dire, guardando indietro potresti sapere, capire e soprattutto riconoscere che grazie a chi ti ha preceduto, nel caso un papà, una mamma, comunque dei genitori, hai potuto assurgere a ruoli importanti della comunità. Spesso noi, questa frase mi colpisce nella sua semplicità, come è semplice il senatore Pavan,
perché noi spesso dimentichiamo le storie delle persone, no? Affrettiamo un giudizio perché abbiamo bisogno di approdare, di arrivare a un determinato risultato, disconoscendo quelle persone che ci hanno formato, ci hanno aiutato in qualche modo a far parte di una società dove io posso giocare un ruolo anche determinante. Adesso io la porto proprio in questo ragionamento, diciamo così, a parlare di un sindaco che non è che sia proprio dalla sua parte, sia stato dalla sua parte. Sto parlando di Arturo Bernardi, sindaco di Santa Lucia di Piave. Ci vediamo l'inserto 13, Alessandro, si parla del comune di Santa Lucia che lei ha gestito e che sta gestendo adesso come sindaco, e sentiamo la sua esperienza il 3 febbraio dell'87 in cui parla di case per i cittadini e anche della palestra. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo. Piazza e municipio rimessi a nuovo, 13 appartamenti pronti per essere assegnati a chi è in cerca di casa e in più palazzetto dello sport e scuola media anch'essi nuovi di zecca. E il tutto realizzato tra l'85 e l'87 con una spesa di oltre 3 miliardi con copertura regionale. È legittima a questo punto la soddisfazione del sindaco Arturo Bernardi che, mantenendo un impegno a suo tempo assunto con la cittadinanza, ritiene di aver fatto compiere a Santa Lucia di Piave un vero salto di qualità, offrendo dei servizi di cui c'era evidente necessità. In particolare la scuola media era dislocata su 3 sedi diverse, di cui una addirittura di proprietà privata. Ora abbiamo un edificio meraviglioso, attrezzato come si deve, senza essere faraonico, ma tenendo conto delle reali esigenze della popolazione di Santa Lucia. Per quanto riguarda il palazzetto dello sport, abbiamo voluto mantenerlo comunale, assumendo quindi un onere di spesa di gestione notevole, che però ci consente una gestione che oggi porta a 14 ore di uso quotidiano. Noi apriamo il palazzetto dello sport alle 8 del mattino ed è occupato fino alle 10 di sera ininterrottamente, il che significa che abbiamo speso dei soldi per dare un servizio che era veramente sentito. Un discorso particolare riguarda invece l'edilizia, i 13 appartamenti. Questa è la prima realizzazione di una serie di altre opere che abbiamo già in cantiere nello stesso settore e che ci porteranno per il 1987 a vedere realizzati altri 22 appartamenti. Col suo municipio restaurato e rialzato di un piano e con la sua piazza restituita alla fedeltà di un'immagine di antico decoro, Santa Lucia, ha detto il sindaco, intende in un certo senso ribadire la sua vera vocazione storica, che non può essere certo quella di un comune gravato da insediamenti abitativi selvaggi né afflitto da uno sviluppo industriale abnorme e soffocante. Diciamo che posso dire che è un sindaco che lei ha preso ad esempio pur non essendo dalla sua parte politica? Devo raccontare un episodio, un aneddoto sul compianto Arturo Bernardi. È stato un sindaco importante, prima di tutto a Santa Lucia. Ovviamente noi amiamo sempre ricordare l'impegno delle persone che ci hanno preceduto, proprio per il discorso di prima, no? È grazie a chi ci ha preceduto che oggi possiamo usufruire di servizi che ha prima citato il sindaco Bernardi. L'episodio che voglio raccontare è un episodio che mi riguarda personalmente, perché io sono stato suo avversario quando ero in DC, lui era nel Partito Socialdemocratico, e poi in una tornata più recente quando Bernardi Arturo si candidò per governare il paese, era il 2007. L'episodio risale a quando io ero un giovanissimo consigliere comunale. Entrai in nelle stanze dove allora, fra l'altro, bisogna ricordarci, non c'era il maggioritario, c'era il proporzionale, per cui le risse o comunque i litigi, i confronti anche aspri all'interno del Consiglio Comunale erano all'ordine del giorno non solo a Santa Lucia. Andai a casa da mia madre dicendo che insomma era una gabbia di matti, no? Questa fu la mia prima reazione, perché in tante discussioni spesso era mia impressione, si poteva esagerare. 1983 mi pare. Sì, certo, ma erano Quindi tanti così le discussioni, i temi che venivano posti sul tavolo del Consiglio Comunale, e ogni consigliere poteva portare le proprie competenze. 22 anni. Sì, assolutamente. Io ero ovviamente un po' in balia anche sentendo questi veterani della politica, ma ricordo l'episodio perché dissi a mia madre che mi aveva colpito questa vivacità, usandola tra virgolette, a volte per usare un eufemismo all'interno del Consiglio.
ma che mi colpiva la capacità, la loquacità del sindaco Bernardi. Lui era un uomo in grado di parlare in pubblico a qualsiasi livello senza l'ausilio del cartaceo. E dissi a mia madre che avrei voluto, così molto sommessamente, pensare di poter riuscire un giorno a dialogare con persone senza fare ausilio di cartaceo, proprio perché questo non fosse solo un esercizio, qualcuno lo può pensare a livello retorico. Chi è in grado di poter dialogare a questi livelli, come faceva Bernardi, evidentemente è perché ha delle competenze e delle capacità che non sono proprio comuni. E questa era la sua grande qualità. E io un po', in qualche modo, cercavo di studiarne, no, le caratteristiche durante i consigli comunali, provando pian pianino a poter intervenire con grande difficoltà. Allora ero piuttosto timido per cercare di portare anche il mio pensiero. Ma qui era una questione di dialettica o era anche una questione di contenuti? Cioè come lui riusciva ad avere le idee? Ho detto prima che tu non puoi saper soltanto dialogare in forma estetica, e quello forse, insomma, più o meno la qualità dell'uomo è riuscire a dialogare con competenze, e questa è una cosa difficile perché devi essere preparato per portare la tua tesi. Poi, no. tra l'altro, Poi uno può essere più bravo di un altro nell'esprimere un concetto più però quando si governa un paese come Santa Lucia di Piave, qui lo vediamo sempre, questo è il 1900 Camera Card dell'82, quando si governa un paese, cioè io credo che poi la politica c'entri fino a un certo punto, qui c'entra i bisogni dei cittadini, quindi sentire il polso della situazione delle diverse borgate, delle diverse famiglie. Poi vediamo una Santa Lucia, devo dire, nettamente diversa, ma poi arriveremo anche al contesto storico, perché qui poi stiamo parlando di un paese che forniva operai per un polo industriale non indifferente, che è quello del Coneglianese, con la Zanussi, allora ancora Zoppas. Ma dicevo, quindi la politica c'entra fino a un certo punto, c'entra avere, diciamo, coscienza della propria comunità o no? Beh, è essenziale, non c'entra un aspetto partitico, torniamo ai ragionamenti fatti all'inizio, non c'entra tanto un partito a cui tu appartieni. La qualità di un sindaco prescinde da questi aspetti, perché è l'unico uomo inteso quando uno amministra, è, diciamo, l'avamposto rispetto ai cittadini, quindi se una persona ha bisogno non va dal Presidente del Consiglio di turno, ma va dal proprio sindaco, va dai propri amministratori. Però qui adesso... In paesi come il nostro, chiedo scusa, per esempio, non è che sei a Milano dove per accedere al sindaco devi passare attraverso una segreteria munita poi di diversi dislocamenti. Tu accedi direttamente al sindaco appena esce di casa, piuttosto che esce dal municipio o quant'altro. Ecco la pazienza, la costanza, la forza che devi avere d'animo per cercare ovviamente di dare una risposta a tutti, sapendo che sei una persona in vista e sei una persona però la prima a servire la propria comunità. E la qualità si distingue proprio in questo senso. Ecco, allora, attenzione, poi chi fa il sindaco ha, diciamo così, delle possibilità adesso decisionali che quando c'era, diciamo così, la Prima Repubblica, quindi c'era un ordinamento diverso, perché è vero che tu devi rispondere ai bisogni della comunità, ma dovevi anche stare attento agli equilibri di partito, perché sennò ti facevano cadere. Io ricordo Mazzaroli a Treviso che cade non per come dire, i progetti, ma cade per un manuale Cencelli, addirittura tutto all'interno della DC. Sì. Allora lì chi come lei, insomma, voglio dire, ha vissuto prima e seconda Repubblica, non era facilissimo accontentare i cittadini e accontentare i partiti. Ma è stata questa paradossale, sembra un ossimoro, no? Una splendida difficoltà nel gestire la cosa pubblica sta proprio perché tu non potevi pensare di fare una cosa salvo poi andare in partito e ragionare attorno a queste questioni e poi magari questa tua idea veniva cassata o bocciata. Per cui a volte ti innervosivi, per usare un termine un po' così simpatico, rispetto al fatto che tu partivi con entusiasmo, specie quando eri più giovane, salvo poi riscontrare tutto ciò con i compagni, gli amici di partito che ovviamente in base alla loro esperienza ti azzeravano, mortificavano immediatamente. E allora lì stava la tua capacità di saper contrastare, ovviamente dialetticamente parlando, con il confronto delle idee, il processo rispetto a una persona che era più anziana di te. Anche lì, anche allora ovviamente c'era la dicotomia tra i giovani e i meno giovani. Ma come si faceva a convincere i vecchi che ad esempio era giusto fare una strada piuttosto che non farne un'altra, era giusto dare i soldi a quella iniziativa, tipo la palestra piuttosto che... Cioè voi avete ristrutturato delle case che non erano la casa del comune poi alla fine... Ma questo io ritengo che non sia scritto in nessun libro.
qui sta nello spessore della persona. Quando una persona ti porta a ragionare, no, avevamo parlato prima di Arturo Bernardi, che era bravo a farti capire che quella logica lì era più importante di altri aspetti. La qualità di una persona, la qualità nel sapersi esprimere, nel portare avanti le proprie idee, non è perché te le impone, ma ti fa capire che anche tu puoi dire, ah sì, effettivamente Ti convince. mi convince che la scelta può essere la più opportuna. Ecco, tutto questo rapportato all'oggi è ancora attuale? Lei che adesso fa il sindaco e che quindi ripercorre su nuovi binari le antiche esperienze. Sì, oggi il processo con la legge Bassanini è molto più veloce, se vogliamo, no? I consigli comunali di allora erano ovviamente molto più complessi ed articolati, proprio perché c'era la possibilità che un gruppo all'interno del Consiglio, quando anche facesse parte della maggioranza, ti mandasse in minoranza perché votava contro un provvedimento, penso al PRG di allora, no? Per esempio. Oggi non cambiano gli scenari, dipende però anche dalla qualità del sindaco. Se tu all'interno della tua squadra, del Consiglio comunale, della maggioranza che ti sostiene, hai il rispetto per portare le cose che devi fare, i programmi che ti sei iscritto e sui quali hai ragionato con i cittadini durante la campagna, e poi coerentemente li sai portare sul tappeto tutti i giorni, quotidianamente, e magari portarne qualcuno anche a compimento, e questo è un frutto molto più difficoltoso da un certo punto di vista, perché il processo democratico è sempre quello più difficile. Se no basterebbe decidesse una persona, arrivederci. Il processo democratico invece è quello di dialogare con tutti, fare in modo che tutti approdino ad un risultato, ed è l'elemento più difficile. Allora mi fermo per dire, ma non è che a furia di dialogare con tutti non si approdi mai a nulla? No, insomma, ci sono dei risultati che parlano chiaro per gli amministratori. Si può ragionare fino a un certo punto, ma poi bisogna tirare le somme, no? Esatto, poi a un certo momento si dice in dialetto ogni bel bale stufa, no? Per cui, allora, è evidente che la qualità di un amministratore, la capacità sta nel dire abbiamo un panorama delle cose da fare, mi riferisco a un amministratore, ma questo vale anche per il Presidente del Consiglio. Tu non è che puoi pensare di realizzare tutto, perché tanto le risorse sono limitate. Chi pensa che si realizzi tutto sbaglia. Se pensi di fare l'amministratore pensando, presupponendo, preconizzando che tu farai tutto, devi fare un'altra cosa. A quel punto, con risorse limitate, devi dare precedenza, priorità ad alcune questioni. A volte puoi anche pensare, partendo all'inizio, che una cosa può essere buona, ma poi l'evolversi delle questioni. Oggi tutte le nostre dinamiche mutano con una certa velocità, ti fa pensare che forse è bene accantonare una cosa e riprendere per mano un'altra. È qui la difficoltà della politica. Ecco. E saperla anche spiegare ovviamente ai cittadini, perché devono dire abbiamo fatto una cosa piuttosto che un'altra. Ma prima la politica diceva sì, forse meglio che abbiamo rotta, perché comunque c'era un certo tipo di dialettica. Adesso forse perché c'è tanta immagine, cambiare rotta significa non approcciare più da nessuna parte, cioè dobbiamo andare dritti perché se no faccio brutta figura con i miei elettori. Allora sì, una volta eri più condizionato dal partito, è vero quello che dicevi tu, no, da questo punto di vista. Oggi sei più condizionato dal fatto che i cittadini sono molto più parati sul pezzo da un certo punto di vista, perché i social, i mezzi di informazione fanno sì che il cittadino sia a conoscenza di tante cose, mentre una volta forse meno, no, veniva più dalle stanze segrete, si fa per dire, dei partiti, salvo poi tradurre tutto ciò nella realtà quotidiana. Oggi le dinamiche di incontro, di relazione, di interazione con i cittadini sono molto più veloci, sono cambiati gli scenari, non cambia però il concetto massimo principe, che è quello di dire io devo comunque dare risposte alle esigenze della collettività. Per dare queste risposte ho delle risorse limitate, questa è una regola aurea ormai che tutti devono sapere, ovviamente male che vada uno se non lo sapesse comunque andrebbe a scontrarsi il giorno dopo con queste dinamiche, quindi devo fare delle scelte, facendo delle scelte posso accontentare uno, ma tu non sei lì al governo per accontentare qualcuno, per fare un piacere a qualcuno. Sei lì perché devi prendere delle decisioni, e prendendo delle decisioni è inevitabile che una parte della cittadinanza magari non le accolga favorevolmente, ma non deve modificarsi il giudizio su un amministratore bravo, che è quello dell'impegno profuso per la propria comunità, che deve essere visibile e tangibile, questo sì. Si riesce a trasmetterlo ai giovani? In una battuta aveva finito il tempo. È un compito straordinariamente difficile, ma non perché non sono in grado di. Perché il mio, per esempio, nel caso di specie a Santa Lucia, con questa squadra molto giovane, è quello di fare il sindaco, da una parte,
ma è quella anche di poter accompagnare questi ragazzi. Ma attenzione, non è che imparino solo loro, imparo anch'io. Chi non ammette oggi, ed è il mio caso, che assieme a questi giovani trovi vitalità, la stessa giovinezza che ti porta a dire abbiamo tanto entusiasmo, tante idee da portare al nostro paese. Chi non ammette questo vuol dire che rimane supino, in una posizione di retroguardia, come dire sono ancora io più bravo perché ho più esperienza. È un falso. Tu hai più esperienza, innegabili. Dall'altra parte c'è una gioventù straordinariamente efficace e dinamica. Saper mettere insieme due cose, devo dire è un grandissimo risultato e ti dà anche l'onore e il piacere di dire ho contribuito magari nel mio piccolo a creare una nuova classe dirigente. Grazie a Fiorenzo Fantinel, bello questo concetto perché noi stiamo cercando di capire dove va la politica del futuro, dove vanno i giovani e la politica del futuro. Credo che questa sia la strada giusta. Volevo dire una cosa velocemente, se posso. Un buon amministratore secondo me non guarda soltanto al marciapiede del giorno dopo, legittimo, ci mancherebbe, sono opere pubbliche che servono ai cittadini. Un buon amministratore sa anche governare un processo di cambiamento, perché oggi le società mutano ad una velocità molto più elevata che non ovviamente in passato. Tradotto, insomma, un buon amministratore non guarda la prossima elezione, ma guarda la prossima generazione. Questa è la capacità di un amministratore. Gli statisti di una volta cercavano un prodotto, un risultato, un successo, un approdo, il cui risultato si vedeva dopo anni, magari quando lui non era più in auge. E questa è la vera qualità, essere comunque ricordato in generale per questioni che poi sono maturate nel tempo e non certo il giorno dopo. No? Questa è una forma di egoismo che ci accompagna perché ho bisogno dell'elezione, ho bisogno della riconferma. E forse la lezione proprio di Francesco Fabbri? Assolutamente sì, guardare il futuro. Oggi i risultati di Francesco Fabbri, noi li abbiamo un po' sottovalutati, parlo in generale, si colgono se stai attento anche alla storia, quindi a guardarci un po' indietro a quello che siamo stati, no? Per proiettarci al futuro. Questo è determinante, Fabbri su questo ci ha insegnato molte cose, ahimè purtroppo non sempre le abbiamo comprese. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte, noi adesso vedrete che cosa vi abbiamo riservato. Palazzo dei 300, domani alle 18, verrà presentato al pubblico il restauro della tela della processione che Bartolomeo Orioli finì di dipingere nel 1625. 3 anni di lavoro a cura del laboratorio di Giuseppe Maria Di Netto e 48 milioni di spesa finanziati dal comune di Treviso per restituire alla città la bellezza dell'opera. Un affresco di notevoli dimensioni che, come ricordava nel 1803 lo storico Domenico Maria Federici, rappresenta la divota processione che si fece di detta Santissima Croce per la prima volta in una pubblica necessità nell'anno 1613. La tela più grande di Treviso, quindi una composizione molto complessa per la quantità dei personaggi, sono oltre 100 personaggi raffigurati e soprattutto perché vi è rappresentato il cuore di Treviso, la piazza dei Signori, l'inizio del Calmaggiore, così come si presentava nel 1625. Il direttore Eugenio Manzato nel 1992, il direttore Eugenio Manzato nel 2023. Benvenuto. Grazie. Allora, come tutti, che cosa si prova a rivedersi così in flashback, come si direbbe? Allora, intanto un po' di rimpianto, sono passati 30 anni, allora ero più giovane, anzi ero giovane, così, però così suscita un bel ricordo, è stato un bel momento. Una bella impresa. Beh, insomma, diciamo che la sua impresa dura dal 1980 al 2001, insomma, tanti anni sì, a direzione dei musei civici di Treviso. Oltre un ventennio che così ricordo con molto piacere, è stato un bel momento di crescita anche per me, perché lavorando si impara. Questo allora, raccontiamo come è arrivato ai musei civici di Treviso. Per concorso. È stato un concorso molto serio nel 1900, il concorso bandito nel 79. Quella volta c'era il limite dei 35 anni per partecipare a concorsi pubblici e io ero dentro così per un anno, no, sono del 44,
e ho fatto in tempo a partecipare al concorso. Dopo avevo 36 anni in realtà quando sono entrato, un concorso con una cinquantina di concorrenti, selezionati a 20 con gli iscritti, e dopo alla fine sono risultato io. Un concorso duro, ma che io ho fatto con così un po' di nonchalance, perché ero già di ruolo all'università. Quindi già professore universitario? Allora c'era ancora la figura dell'assistente, io ero assistente, ma proprio quando stavo venendo via avevo partecipato a un concorso per professore associato e sono uscito col titolo di professore associato. Bene, allora con Francesca Pezzo, che in questo momento è alla regia, e con Italo Morao andiamo direttamente però all'inserto 17 anziché il 16, perché facciamo vedere il museo nel 1980 come si è presentato davanti a Eugenio Manzato, perché noi abbiamo le immagini proprio del 1980 del museo Bailo. Eccolo qua, ce lo può raccontare? Allora, era un museo nato e allestito in questo modo una trentina di anni prima. Era stato riaperto dopo i danni della guerra nel 1952 con un allestimento. C'era la sezione archeologica al pian terreno, pinacoteca con una o due salette dedicate all'arte del Novecento al primo piano. Non c'era riscaldamento, non c'erano praticamente uffici, erano un po' ricavati in aree adiacenti alla pinacoteca, e per entrare e uscire c'era una specie di percorso di guerra quando il museo era chiuso, era sotto allarme, e tant'è che il primo giorno che mi ero fermato fino a tardi, oltre l'orario, sono stato fermato dalla guardia. C'era l'istituto di vigilanza. No. Quindi Arnaldo Compiano. Arnaldo Compiano è venuto il giorno dopo a presentarsi e mi ha detto: ma lo sa che lei ha rischiato una pallottola sulla testa ieri sera? Ecco. Questo è stato il mio primo giorno. Però rivedendo queste immagini del Bailo e vedendo il Bailo di oggi? Era un Bailo domestico, diciamo così, no? C'era il glicine che cresceva nel chiostro, c'era un fico che era nato che nessuno aveva tolto, tant'è che dovessi mai scrivere le memorie di direttore di museo lo intitolerei Admirable Musée, che sono le parole che ha lasciato un visitatore francese che si era affacciato. C'erano i rami del fico che arrivavano fino al primo piano, e il custode che era detto: prego, c'era un fico maturo, siamo nel mese di luglio, e lui ha sbucciato il fico, metà lui, metà sua moglie, e dopodiché ha lasciato questo messaggio: Admirable Musée, on y mange des figues fraîches sur l'air d'une boîte à musique, perché c'erano. Tradotto in italiano per quelli che non conoscono il francese. Museo ammirabile. No. Vi si mangiano dei fichi freschi sull'aria di un carillon. Diciamo che era un bel marketing. Parliamo di che anno? Ma saremmo stati alla fine degli anni '80. Quindi proprio ante litteram il marketing era già... Pensate, non c'era il riscaldamento. Quando facevo le visite guidate io andavo in giacchetta, no? E le signore che si stringevano nella pelliccia mi dicevano: ma professore, non ha freddo? Freddo? Dove freddo? Beh, era il calore della storia dell'arte. Ma poi bisognava anche così. E allora io proprio per questo, dopo torneremo al Museo Bailo, però volevo tornare un attimo alla tela della Santa Croce, perché volevo tornare, diciamo così, a quella Treviso, una Treviso che, come dire, aveva sì dei momenti di ristrutturazione, veniva fuori dalle distruzioni del bombardamento del 7 aprile, però aveva alcuni punti abbastanza dimenticati. E allora uno dei punti dimenticati lo vediamo sempre, Francesca, se ci puoi far vedere l'inserto 16, che è, diciamo, l'area di San Leonardo. È un'area di San Leonardo che adesso è completamente diversa. E lì c'era questo
piccolo grande tesoro, che qui vediamo, qui sono immagini dell'80. Questa siamo fuori della chiesa, è il cortile il vecchio cortile dell'ospedale, su cui si affaccia la chiesa. La chiesa è su via Gualbertino da Coderta, ma non si entrava mai da lì, si entrava dal cortile e c'era questa tela che rifaceva proprio un episodio. C'era stato Paolo da Sassoferrato, aveva donato una reliquia della croce in segno di riconoscenza per l'ospitalità che gli aveva dato l'ospedale. Siamo nel XVI secolo. E qui siamo all'interno. E questa reliquia, ecco qua, e questa è qua, c'era questa tela lunghissima, eccola, quasi 17 metri, su una parete molto alta, altre due tele che ricordavano il dono e che poi facevano vedere anche il rinvenimento della croce con Sant'Elena, che sovrintendeva il rinvenimento della croce, e un ciclo di Bartolomeo Orioli. Questa tela della processione, proprio per la sua lunghezza, aveva sofferto moltissimo le tensioni della tela, immaginiamo, e è stata una impresa straordinaria con una perizia magistrale, Giuseppe Maria Di Netto con la sua equipe, hanno fatto questo restauro. Pensate solo portare fuori questa tela, bisognava farla su, ma dopo trovare il modo anche di farla stare. Perché è così particolare questa tela? Perché un trevigiano dovrebbe vedersi? Perché è una testimonianza, è una tela che fa cronaca di un evento, di questo, anzi un evento che si ripeteva tutti gli anni, con questa processione. Il giorno del rinvenimento della croce, la ricorrenza del rinvenimento della croce, si portava la reliquia dalla chiesa dell'ospedale fino al Duomo. E qua riprende proprio la processione, tutta in processione, mentre passa per Piazza dei Signori. E quindi si vedono tutti i volti? Abbiamo come una carrellata del Palazzo del Podestà, si vede sulla destra il Palazzo dei 300 fino all'inizio di Calmaggiore. In mezzo ai chierichetti si intravede la Fontana delle Tette, nella sua posizione. E se uno vuole vederla adesso? Si va nella chiesa di Santa Croce, solo che sono stato da poco, è male illuminata. Ecco, quindi bisognerebbe illuminarla bene. Qua noi l'abbiamo vista, perché abbiamo fatto un'esposizione, ecco, il Palazzo dei 300. Purtroppo il servizio non è bellissimo perché aveva delle interferenze, però se Francesca ce lo fa rivedere solo in video per far vedere alcuni particolari, vale la pena soffermarsi, perché veramente è il servizio di apertura del C15, così lo facciamo vedere, solo immagini, perché secondo me qui siamo proprio prima ancora delle nostre immagini, proprio siamo alla tela che racconta un pezzo di Treviso, eccola qua. Assolutamente, allora qua vediamo tutta la processione con i confratelli, c'era una confraternita, no? Li vediamo lì, che portavano in processione il crocifisso, c'è il vescovo sotto il baldacchino che porta la reliquia della croce, e adesso si vedranno, ecco, questi sono i cantori. Ecco qua il Palazzo del Podestà con gli affreschi che aveva sull'esterno. La scala, c'era una scala doppia, una che è quella attuale che collega il Palazzo del 300, l'altra che scendeva in piazza. Qua vediamo varie figure, la donna che si inginocchia al passaggio della qui vediamo invece il direttore. Però è interessante allora un consiglio poi ai nostri telespettatori, se avete l'occasione tornate alla chiesa di Santa Croce, e un consiglio agli amministratori, ma glielo porteremo senz'altro, illuminatela meglio perché è una fotografia storica di Treviso. È una carrellata addirittura, perché è lunga, proprio come se fosse una carrellata. Adesso invece, parlando di passaggi, allora, andiamo nel 1984, perché tante sono state le iniziative, diciamo così, per valorizzare questo nostro territorio, no? Una città, la sua storia e la sua cultura, abbiamo intitolato questo primo inserto di 20 minuti. Allora, le faccio vedere nel 1984 delle immagini, l'inserto, Francesca, il C18, dove c'è una mostra dedicata a Paris Bourdon. Eccolo qua. Ci può raccontare questa mostra e chi c'è lì? Allora, questo è un servizio, perché è venuto un personaggio, e questo è Giulio Carlo Argan. Sindaco di Roma? Che era stato sindaco di Roma, era un grande storico dell'arte, uno dei più grandi storici dell'arte del Novecento, no? Ed era venuto in visita, su invito nostro, in visita alla mostra, che è stata una cosa
molto importante. Qui è fatta nel Palazzo di 300? Era nel Palazzo dei 300, c'erano una cinquantina di opere fra tele e disegni. Ecco, mostre come queste attiravano negli anni *80. Allora, noi abbiamo fatto 60.000 visitatori. Qui abbiamo sempre il direttore di spalle. Sì. La professoressa Coletti, il professor Brunetta, anche lui più giovane, il sindaco Mazzarolli. Dicevamo, allora c'è tanta gente, cioè la cultura attirava? La cultura attira, cioè, bisognava anche investire con Luigina Bortolato, bellissima, elegantissima, col cappello azzurro, l'architetto D'Avanzo, che era stato l'architetto che aveva allestito la mostra, l'allestitore della mostra. Ecco, si stanno parlando, confidando con Argan. Ecco. Diciamo che attrae, insomma, cioè c'è stata la presenza. Qui invece abbiamo Anna Sandri, una collega, anche il tempo addirittura. Non l'avrei riconosciuta, ognuno riconosce i suoi, come si può dire. Qui siamo nell'84. Ecco, Bruno Termite, un altro. È uno spezzone della nostra storia, nello senso della parola. Dicevo, eventi come questo, Paris Bordone, queste mostre, diciamo, di cultura anche, diciamo, abbastanza elevata, attraggono? Sì, bisognava investire anche nella comunicazione, come sempre, no? Però bisognava dare la sostanza. Io avevo alle spalle Rodolfo Palluchini con questa mostra, la curatrice è stata Giordana Mariani Canova, che aveva fatto la monografia su Paris Bordone nel 64, quindi dal punto di vista scientifico eravamo assolutamente al top, no? E dopo abbiamo investito nella comunicazione. Sono venuti 60.000 visitatori, che per l'epoca erano una cosa importante. Insomma. Sì, anche perché adesso siamo nel 2023, si parla molto di cultura anche come veicolo turistico, come veicolo economico, eccetera. Negli anni '80 qui c'era tanto manifatturiero, c'era tanto metalmeccanico, forse la cultura era un po' una Cenerentola, anche come, diciamo, volano economico, o no? Ecco, io nei miei 20 anni ho cercato di coinvolgere proprio la città, la società. Ho lavorato moltissimo in collaborazione, io ho avuto delle collaborazioni molto importanti con, si chiamava Un'Industria Treviso, sì, quella volta, collaborazioni molto importanti con loro, ma dopo c'era ancora l'EPT, ma poi con la Camera di Commercio, ma c'era la volontà di investire sulla cultura per attrarre il turismo, oppure no, guarda, per il momento l'industria attira, lasciamo stare? Noi avevamo un sindaco come Mazzarolli che credeva nella cultura. Lui, la prima forma di cultura era il teatro, l'opera. No, cosa era il teatro comunale quella volta? Però dopo con assessori come la Clara Rosso Coletti, che abbiamo visto prima, Ernesto Brunetta, Giampaolo Miotto, ragazzi, insomma, lì eravamo veramente con persone fuori dal comune, sia per livello culturale, sia proprio come apertura mentale. E grazie a loro, allora, cioè, il dirigente, no, con un assessore di quel livello, no, riusciva a fare delle cose importanti. Ecco, allora, proprio per parlare di cose importanti, adesso la porto a una presentazione di una guida che ha preparato proprio lei, direttore. Siamo al 5 febbraio dell'87, l'inserto è il 19 ed è il servizio che presenta la guida proprio al museo. Vediamolo, poi lo commentiamo. Ieri sera, alla presenza delle principali autorità cittadine e di un folto pubblico nel Palazzo dei 300 di Treviso, il professor Ferdinando Coletti ha presentato il volume Il Museo Civico Luigi Bailo, guida al Museo Trevigiano, curata da Eugenio Manzato. La guida è un invito rivolto alla città di Treviso, ma non solo ad essa, a visitare uno dei grandi musei d'Italia, così lo definisce lo stesso Manzato. E di opere notevoli ce ne sono molte. Si pensi ai quadri della Carriera, di Lotto, di Bellini, di Tiziano, di Tintoretto e agli affreschi di Tommaso da Modena. Lo scopo del volume, 15° della collana edita da Garolla, è fornire una guida semplice, chiara, ma fondata scientificamente sulla creatività artistica veneta.
Il sindaco Mazzarolli è intervenuto per assicurare alla cittadinanza che presto il museo sarà trasferito nella ex chiesa di Santa Caterina, in modo che la maggiore disponibilità di spazio possa rendere meglio godibile questo patrimonio artistico. Il museo non deve essere un cimitero o un dormitorio, ha detto il professor Coletti, ma deve servire a mantenere viva nella coscienza dei cittadini la memoria del proprio passato. Il museo dunque si avvia, per volontà dell'amministrazione comunale, a diventare un polo di conservazione e diffusione culturale. Di qui l'invito ai cittadini a visitarlo spesso e con attenzione. Senza il passato, il presente non ha spessore. Questo lo sapeva il suo autorevole fondatore Luigi Bailo, che istituì il museo investendovi denaro non solo pubblico, ma anche personale. Che bella carrellata, e tanto tutti questi personaggi che ho riconosciuto quasi tutti. Ecco, magari Francesca, facciamoli rivedere un'altra volta il servizio, però senza audio come abbiamo fatto prima, così ce li commenta. Allora, il professor Coletti perché? Perché era, e da poco, dall'anno precedente, era il presidente, è stato il primo presidente dell'Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso, nata ufficialmente nel 1986. E quindi ho chiesto a lui di fare la presentazione perché questa guida voleva essere un mezzo di divulgazione del museo, agile, scritta in maniera comprensibile. Io cerco sempre di essere comprensibile sia quando parlo sia quando scrivo, in modo che la gente capisca. Ed è un veicolo, anche costava abbastanza poco, ecco, uno veniva a visitare il museo e si portava via la guida. Ecco, lei definisce il Museo di Treviso tra i più belli d'Italia. Allora, certamente che, come dicono a Roma, ogni scarafone, o a Napoli, ogni scarafone è bella mamma sua. Ma il nostro museo invece è proprio un bel museo. Abbiamo una città di bei musei. Mazzarolli che parlava, trasferiremo il museo a Santa Caterina, e io avevo già in mente che i musei sarebbero stati 2, perché sapevo che non ci stava tutto a Santa Caterina, mi sono ben guardato dal dirlo, un po' alla volta, no? Perché noi abbiamo fatto una mostra nell'83 che è stata come una specie di prova, artisti trevigiani della prima metà del Novecento, in cui avevo tirato fuori il Novecento, come in una sorta di test, no? Per vedere, e ho visto l'entusiasmo, ho detto beh, qua bisogna arrivare prima o poi a una galleria d'arte moderna, no? Il museo del Novecento, con le opere di Martini. Lei aveva già avuto la visione di Santa Caterina come adesso? Allora, Santa Caterina, arte antica, no? Sezione archeologica e pinacoteca fino al Settecento, e Museo Bailo 8 e 900. Esatto. Allora io adesso, visto che ci hanno già avvertito, ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi ripartiamo proprio da Santa Caterina, però com'era prima che diventasse. Come abbiamo fatto col Bailo. Esatto, tra qualche istante. È stato definito uno strumento utile per la conoscenza e la scoperta del civico museo Luigi Bailo di Treviso. Ne ha parlato in questi termini Eugenio Manzato, direttore del museo, presentando questa mattina alla stampa la nuova guida del museo edita da Garolla, un'occasione di rilancio per questo importante edificio, sede della sezione archeologica, della pinacoteca, della Galleria d'Arte Moderna e del Museo del Risorgimento, tuttora in fase di riordino. Il volume è il 13° di una collana sui musei italiani che vuole offrire un ampio panorama del patrimonio storico-artistico italiano, dalla preistoria ai nostri giorni. Tradotta in inglese, tedesco e francese, la guida presenta 130 illustrazioni a colori, si compone di 144 pagine e ha un prezzo di sole 8.000 lire. Contiene inoltre una serie dettagliata di piante del museo e anche della città di Treviso.
Insomma, un vero e proprio libro di promozione della cultura. È una guida, come deve essere una guida. 144 pagine, poi le piantine, cioè era veramente fatto, perché era in una collana fatta molto bene, tra l'altro. Collana, un editore milanese, Garola aveva sede a Milano, mi hanno fatto questa proposta, ho accettato ben volentieri. Beh, adesso ancora in stampa? Cioè no, perché non ha più senso, perché è completamente cambiato. Era la guida del museo come era all'epoca. E giusto per capire, l'immagine di copertina? L'immagine di copertina è Lorenzo Lotto, perché è un'opera identitaria della Pinacoteca. Magari Francesca, se ci fai rivedere un attimo sempre questa RVM, così lo commentiamo con il professore. E dicevamo appunto Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto è un'opera identitaria del museo, una delle più alte. Allora, Lorenzo Lotto, Jacopo da Bassano, Rosalba Carriera, è sempre un po', è stato anche un po' cosa scegliamo. Io non avevo dubbi, Lorenzo Lotto, capolavoro straordinario. Ma poi qui si parla del Museo del Risorgimento, Museo d'Arte Moderna. Cioè... come quello che c'era all'epoca, come era all'epoca, per il Museo del Risorgimento... Ma come faceva a starci dentro tutto sul... Difatti, dopo c'era questa esigenza di un museo, ne abbiamo fatti 2. Ecco. E pieni comunque. Mi sa che come materiali ce ne sarebbero anche 3 forse. Ma allora, quello che è fuori è una minima, non diciamo minima parte, circa un terzo di quello che abbiamo. Se parliamo a livello di numeri, la Pinacoteca fa circa 900 numeri, dove dentro non ci stanno solo i capolavori, ci sono anche cose minori, eccetera. No? Quindi fuori, come esposizione permanente, c'è una rappresentanza, quello che si ritiene migliore, ma per esempio il dottor Malachin, l'attuale direttore, ha una filosofia che io condivido, quello di dare il giro anche alle opere, no? Ci sono dei pezzi che restano sempre fuori e degli altri che invece girano, ruotano, no? In modo da dare spazio anche a piccoli capolavori che sono dietro le quinte, diciamo così. E con la Galleria d'Arte Moderna facciamo 2000 numeri più o meno, pensiamo, cioè la mole di queste opere che ci sono. E allora si tirano fuori, c'è stata l'occasione con la mostra di Carlini, quella che ha preceduto, erano tutte cose che non erano mai state viste. Qualcosa con la mostra di Canova, Gloria Trevigiana, altre cose, tirate fuori dai cassetti che dall'epoca di Bailo non erano state più viste. Meraviglioso. Allora adesso sai cosa facciamo? La porto indietro al 1980 e andiamo a vedere com'era Santa Caterina quando si comincia a ragionare di farne un museo. E lei ce la racconta, perché immagino che lei sia andato dentro a fare, a brigare. Queste sono immagini che hanno più di 40 anni. Il secondo giorno che ho preso il servizio abbiamo fatto la prima riunione per il Museo di Santa Caterina. Per tutti i miei 21 anni siamo andati avanti a lavorare sul cantiere di Santa Caterina. L'idea di farne il museo era venuta dopo la mostra dedicata ad Arturo Martini del 1967. Che è stata fatta là dentro allora? È stata fatta lì dentro ed era rimasta una testimonianza, adesso mi pare che la vedremo, una testimonianza scarpiana nella vasca che era nel chiostro che ospitava. Qui dove siamo, giusto perché? Qui nel primo chiostro grande. Però ci sono degli alberi che adesso non ci sono. C'era un ciliegio, andavamo a vendemmiare, c'era una vite di uva fragola. No, ecco qua, vediamo le sedie, perché c'era l'Antelao che faceva dei concerti, faceva la primavera. Cercava di renderlo vivo, Santa Caterina lo rendeva vivo, e facevano a Treviso in fiore. No. Erano delle bellissime manifestazioni, c'era De Marco con grande entusiasmo, ancora adesso De Marco col CTG Antelao così propone delle cose, all'epoca era giovane e faceva delle cose molto importanti. Qua vediamo questa mostra veniva fuori sto museo fiorito,
proprio non è mai caduta quindi nel dimenticatoio. Ecco, questo volevo capire. Santa Caterina, tenuta viva da queste manifestazioni. Qui siamo al piano superiore, adesso qui siamo nella loggia. Quando ho cominciato a vedere cosa c'era per terra, immagino si è messo le mani. Era ancora così, del tutto da ristrutturare. Qui in queste stanze c'era l'appartamento del direttore, del professor Menegazzi, direttore prima di me. Che adesso vediamo anche. Il professor Coletti aveva chiesto, che era assessore quando sono arrivato, ecco qua c'era il soggiorno, si affacciava sulla piazzetta e mi ha chiesto se volevo anch'io l'abitazione nel museo. Ho detto no, io a casa mia dedichiamo lo spazio. Lui viveva qua, insomma? E lui viveva qui. Beh, comunque, fortunato. Bisogna dire che era un bel vedere, Mamma mia. Alzarsi la mattina. Mamma mia. Guardate un po'. Pensate che sono immagini che hanno 40 anni, adesso l'albero non c'è più, cioè è completamente. No, è stato naturalmente messo in ordine, no, è così. Aveva un fascino comunque, no? Un po' come se fosse un brolo domestico, no? C'era questa idea del museo così, come poteva essere al tempo dei frati. Allora io adesso, già che ci sono, continuiamo a vedere, Francesca, non so se hai messo il 22 o il 20 adesso, se hai messo il 22 metti pure il 20 oppure il contrario, perché c'è un'altra prosecuzione del Museo Santa Caterina, dovresti mettere dentro il 20 perché questo qui era già Treviso in fiore, qui invece c'è l'allestimento. L'allestimento di Treviso in fiore. E noi l'abbiamo tirato fuori perché qui sulla destra si vede in basso, adesso lo si vedrà meglio, questa famosa vasca. Raccontiamo la storia di questa vasca. Bellissima questa vasca che... Quindi qui, allora torniamo indietro, qui nel 67, eccola qua la vasca. Eccola qua. Ecco. Questa vasca bellissima, si vede anche meglio, era a gradoni. Ecco, no? Qui nel 67? Nel 67 c'era il Palinuro, che è questo capolavoro di Arturo Martini che si trova al Bo a Padova. Ed è il monumento al partigiano Masaccio, Visentin, il partigiano Visentin che aveva il nome di battaglia di Masaccio, che Martini sviluppa risuscitando il mito di Palinuro sulla prua della nave. Dove è adesso al Bo, ai piedi della scala che porta al rettorato, è un po' soffocato. Qui aveva trovato il suo posto. Non si potrebbe più adesso perché era all'aperto. Eccola qua la vasca. Eccola qua. E la vasca di chi era? Chi l'aveva presentata? Di Carlo Scarpa. Carlo Scarpa. E cosa è successo di quella vasca? Esatto. Che quando sono iniziati i lavori, non so, è sfuggito l'impresa, non doveva mettere giù la gru, ha scelto il posto dove andava meglio, centrale, così, proprio sopra la vasca. Il risultato? E dopo Gemin ha detto, beh, la ricostruiamo, dopo invece non più perché è venuta l'esigenza di fare la sala ipogea, no, perché c'era utilità per fare le mostre, per queste cose, e sì che poi la vasca non c'era più il posto per ricostruirla. Insomma. Però, e poi una volta distrutta... la vasca di Carlo Scarpa insomma, è un peccato, davvero tanta un roba, peccato, però ce l'abbiamo nell'immagine, quindi la memoria di fatto non è... Certo, non è poi, anche adesso nella mostra di Martini, adesso, ci sono delle fotografie della mostra, anche nel catalogo, dove si vede appunto l'allestimento di Carlo Scarpa. Fare il direttore di un tesoro come quello di Treviso cosa significava? Era una bella responsabilità. Ero giovane, diciamo così, ecco, un po' incosciente e anche così con tutte quante le mie forze fisiche. Però e bisogna amare questo allora, questo bisogna ruolo, amare il lavoro e bisogna conoscere. È uno studio continuo. Io ho imparato moltissimo, è come se fossi tornato all'università stando in museo. Sono uscito che sapevo molte più cose di quando sono entrato. È stata una accumulazione di scienza e di esperienza. Torniamo un attimo però, diciamo così, al vil denaro, perché uno dice sì, però della cultura non si vive, perché poi il titolo l'abbiamo cambiato, cultura politica o cultura che fa la politica. Allora, partiamo dall'economia, perché di solito l'economia un po' smuove tutte le cose dalle nostre parti. La cultura riesce a fare economia, secondo lei? Sicuramente sì, sicuramente sì.
ce l'ha dimostrato a suo modo Goldin. Con le sue mostre, però siamo che già più attiravano avanti nel migliaia, tempo, e siamo più avanti nel tempo, ma serviva anche a me, cioè io mi accorgevo, aumentava anche il volume di visitatori nel museo quando c'erano le mostre di Goldin. Faceva da traino. Adesso le faccio una provocazione: il prosecco può fare da traino alla cultura? E come bisogna fare? Allora, innanzitutto io so che diversi produttori di prosecco amano la cultura. Non dico il nome della ditta, anche perché non sarà l'unica, di una marca famosa di prosecco che ha fatto una sala conferenze nel centro di Valdobbiadene. Quindi c'è questa esigenza, ma poi sono patrimonio UNESCO, le colline del prosecco, e sono in un territorio profondamente storicizzato, ricco di opere d'arte. Ma poi chi viene a bere il prosecco va a vedersi la mostra? Dipende da come noi glielo proponiamo. Dipende da come noi glielo proponiamo. Ma adesso c'è un desiderio di investire da parte degli imprenditori. Dicevo prima che io ho avuto un sostegno grandissimo, cioè dei rapporti molto belli, molto positivi con un'industria. Un'industria in Palazzo Giacomelli aveva messo a disposizione una sala al pian terreno parallela al salone di ingresso. Quindi parliamo Giacomelli, quindi davanti Sile? Sì, ma aveva messo a disposizione una sala dove facevamo piccole mostre di manifesti. Abbiamo fatto delle mostre stupende. Manifesti Salce? Manifesti Salce. Allora, faccio vedere l'inserto il C25, così facciamo. Qui c'è la nostra Pia Zorzi che legge una notizia, quindi non vedremo, ma sentiremo cose per cui possiamo parlare di questo abbinamento. C25, vediamo l'RVM sonoro. La direzione del Museo Bailo rende noto che, visto il successo della mostra Le Dolomiti nei manifesti, verrà attivato un interessante servizio gratuito. A partire da domenica prossima, infatti, in concomitanza con il mercatino dell'antiquariato, verrà messa a disposizione dei visitatori una guida che illustrerà le diverse sezioni della mostra. L'iniziativa si ripeterà ogni ultima domenica del mese fino al 26 maggio. 22 febbraio 1991, il telegiornale, qui si parla di Museo Bailo, mostra Salce e addirittura dei mercatini di Borgo Cavour. Cioè, certo. Questa è la sinergia. Allora, quando è nata l'associazione, adesso non mi ricordo esattamente come si chiamava, i commercianti di Borgo Cavour, io sono andato alla prima riunione. Perché conoscevo il barbiere, conoscevo il macellaio, così. Il professore, cosa fai io qua? Sono da Dio un banco, un camì? No. Quindi bisognava creare questa sinergia. Ho fatto delle visite guidate ai commercianti del borgo. Ecco, ma allora la sinergia è il segreto per creare cultura, movimento? Comunicare. Senta, e questa sinergia invece con la politica è possibile tra cultura e politica? Assolutamente. Allora faccio la domanda, il suo rapporto con i vari assessori e con i vari sindaci? Allora, io ho avuto, lo dico, a distanza di tanti anni posso dirlo, la mia età dell'oro in un biennio in cui ho avuto come assessore Giampaolo Miotto. Dobbiamo a lui se abbiamo l'Adamo ed Eva di Arturo Martini. Una persona così di un livello superiore, ma dopo assessori come Clara Rosso Colletti, come Ernesto Brunetta, che abbiamo visto figurarsi se non c'era sinergia, anzi alle volte dovevo frenarli, guardate che non ce la faccio a fare tutto. E non è mai questione di soldi. Se tu fai un buon progetto trovi anche il finanziamento. Ma e la politica capisce? Allora devi saperglielo spiegare. Adesso, siccome il tempo sta scivolando via velocemente, abbiamo un po' di cose da vedere. Parliamo anche di chi, diciamo così, contribuisce ad aumentare il valore del nostro museo. Qui ad esempio abbiamo un servizio
del 21 settembre dell'87, l'inserto è il 23, Francesca con Italo in regia, Italo Morao e Francesca Pezzo, giusto per intenderci. Ci vediamo una consegna di un quadro del Pozzo Serrato, poi lo commentiamo. Ha richiamato tutta la Treviso che ama la cultura, la consegna ufficiale al Museo Civico Manzato della Vanità della Ricchezza, l'olio su tela di Ludovico Pozzo Serrato acquistato a Londra dalla Fondazione Benetton che l'ha depositata nel Museo Trevigiano. Nell'occasione la Fondazione ha dato il via ad una serie di iniziative di carattere culturale, dal recupero del patrimonio artistico a studi di storia locale, come ha annunciato il professor Cozzi dell'Università di Padova. La notizia per gli operatori dell'informazione non diventava più quindi il quadro già sapientemente presentato in anteprima qualche giorno fa, non il passato cioè, ma il futuro immediato. Intanto va realizzato subito, si è detto ieri, un vero e proprio censimento delle case affrescate. Altra cosa importante, studiare attentamente 2 periodi vissuti dal trevigiano, inteso come uomo e come suo territorio. La situazione della campagna nel XIV secolo anzitutto, e poi la grande epopea dell'Ottocento, quando molti contadini se ne andavano all'avventura verso i nuovi continenti, cercavano di conquistarsi un'esistenza. Ma naturalmente le attenzioni sono poi andate dove dovevano essere riversate, su quest'opera del pittore di origine fiamminga e su questo momento di collaborazione tra pubblico e privato, sottolineato soprattutto dal sindaco Reggiani e dall'assessore alla cultura Clara Rosso Coletti. La vanità della ricchezza è soltanto il quadro, la ricchezza in realtà può essere anche usata mettendola a disposizione della cultura e dell'uomo che ne fruisce. Un particolare intenditore. Beh, qui c'è una particolarità, c'è un lapsus freudiano, non è più il Museo Bailo, ma è diventato il Museo Manzato. Lei era diventato talmente tutt'uno col museo che addirittura nella nostra videocamera... In effetti c'era una simbiosi, Lo ecco, sentivo... qui questo servizio è particolare perché qui abbiamo la Fondazione Benetton che deposita un quadro. Certo, perché mi era stato offerto l'acquisto di questo, che è un'opera, un capolavoro straordinario del Pozzo Serrato, che andava al di fuori delle nostre possibilità come comune, ma era nata l'anno prima, meno di un anno prima, la Fondazione Benetton. Mi sono rivolto a Nico Luciani, io contavo che me lo acquistassero, lo donassero. Invece è rimasto di proprietà della Fondazione in deposito al museo. Da un ma è punto ancora di vista adesso in deposito? No, dopo quando hanno fatto la sede nuova a Palazzo Bombè, in realtà è a Palazzo Cautorta, sono i 2 palazzi della Fondazione. In via Cornarotta per intendersi. In via Cornarotta e l'hanno portato nella loro sede. Ecco. Però qui c'è una collaborazione pubblico e privato. Sì, allora, e non è la prima volta. Ecco. E qui comunque vediamo anche un'epoca che è quella di Sandro Reggiani come sindaco, quindi abbiamo passato... Doveva essere la cosa per scherzo quasi, no? Ha durato più di un anno. Ecco, differenze con Mazzaroli sotto il profilo della cultura? C'ho Mazzaroli un gigante, però devo dire il sindaco Reggiani un gentiluomo straordinario. Aveva un rispetto per me, perché a volte lui era il sindaco. Mi ricordo una volta ha attraversato la strada per venirmi a salutare, ma poi sempre con grande rispetto, e così, gentiluomo. Ecco, questa è l'epoca degli anni 80, poi magari un'altra puntata cominceremo a fare i 90, i 2000, i 2010, perché poi lei è stato anche fino a qualche giorno fa direttore degli Amici dei Musei, quindi ha preso l'eredità, seppur nel tempo del e ho continuato un po'. Esatto, però io, se Francesca me lo permette, forse ce la facciamo, vediamo anche un'altra invece che è una donazione, che è del servizio del 9 dicembre dell'87, qui c'è proprio un quadro donato, è l'inserto 24, giusto per dimostrare che trevigiani e non investono nel museo, donano alla comunità cose molto importanti che diventano anche motore economico. Vediamo il servizio. Non è di tutti i giorni la notizia relativa al regalo di un'opera di grande valore artistico ad un ente o ad associazione pubblica. È accaduto a Treviso. Robert Coe acquistò nel 1956 quest'opera che si trovava in una collezione privata di Lima in Perù. Il 26 maggio 1985 Robert Douglas Coe morì all'età di 83 anni. Prima di morire l'uomo, cittadino americano che non conosceva Treviso, decise di lasciare in eredità il quadro al museo cittadino. Il gesto di rara
rara generosità è stato ricordato oggi dall'assessore alla cultura Aldo Masi in occasione della presentazione ufficiale al pubblico del dipinto. Si tratta di un'opera del 1600 di Francesco Ruschi dal titolo Cornelia, madre dei Gracchi. L'artista nacque a Roma intorno all'anno 1600 e si formò alla scuola dei grandi del suo tempo, i pittori caravaggeschi e i pittori barocchi come Pietro da Cortona ad esempio. Si trasferì quindi a Venezia e infine a Treviso, dove lavorò molto intensamente e dove infine morì nell'anno 1675. Forse è proprio questo particolare del luogo della morte che convinse il munifico proprietario americano a regalare il quadro alla nostra città, convinto che i trevigiani avrebbero saputo apprezzare l'opera e valorizzarla. Così infatti è stato. Il professor Masi ha ricordato come la Pinacoteca di Treviso avesse avuto inizio proprio un secolo fa, grazie ad un lascito. Oggi, a distanza di 100 anni, ha ricordato Masi, ci troviamo di fronte ad un nuovo lascito. È un buon segno, un esempio da seguire. Oggi si parla di sponsorizzazione, si pensa alle banche, ma noi pensiamo anche ai singoli cittadini che possono incrementare un patrimonio che appartiene a tutta la collettività. Infine l'assessore Masi ha ricordato i tempi difficili che sta vivendo la cultura trevigiana e il mondo culturale in generale, scosso da un continuo chiacchierio, ha detto, ma non facciamo di tutte le erbe un fascio, ha ammonito l'uomo politico. Crediamo che la cultura trevigiana saprà superare anche questo difficile momento. Ci auguriamo che la realtà dei prossimi anni sia migliore di quella che stiamo vivendo oggi. Beh, allora qui intanto il chiacchierio era legato, mi pare, al caso biblioteca, se non ricordo male, infatti, giusto? Ma di cui parleremo un'altra volta, perché altrimenti qui... È stata una tragedia. È stata una tragedia. Qui io ho fatto vedere questo pezzo perché volevo dire, al termine del nostro discorso di questa prima puntata di una serie di discorsi che faremo assieme, quindi il museo non è un'isola. Assolutamente. Assolutamente, guai che diventi un'isola. Il museo è aperto, i musei come i nostri rappresentano il territorio, perché c'è una concentrazione, una testimonianza di quello che c'è nel territorio. Per campioni, no, noi abbiamo nel museo quello che c'è sul territorio, quindi museo e territorio sono strettamente legati. Per ultimo, io so che come dire, quando uno va in pensione non finisce mai. Dopo aver preso la direzione degli Amici dei Musei, adesso Eugenio Manzato fa anche lo scrittore. Allora, uscirà un libro alla fine dell'estate, ai primi di settembre, un romanzo. Ma sul Bailo? No, è un romanzo storico. Io sono un appassionato di romanzi storici e ne ho scritto uno come mi piacerebbe leggerlo. Ma tipo ambientato a Treviso, tipo Signore e Signori, oppure? È negli ultimi decenni della Serenissima, quindi fra la campagna trevigiana, Venezia, Parigi, Costantinopoli, e così, come un romanzo d'appendice. E allora ci diamo appuntamento per saperne qualcosa di più. Grazie al professor Manzato, grazie a tutti voi per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata.